di avere le canzoni dei più grandi artisti, da Paoli a Gaber, a Battisti, a De André, a Luigi, a Lauzi. Perché sei bravo. No, non sono bravo. Perché sei bravo, sicuramente, altrimenti tutti questi grandi personaggi non avrebbero collaborato con te. A proposito di collaborazione, tu questa sera ci fai ascoltare una canzone di Lucio Battisti, che tu hai incontrato probabilmente una delle ultime apparizioni televisive proprio di Battisti. È vero, ce la racconti? Ma diciamo, quando a Lucio gli ho detto guarda, io canterò Perché dovrei, che è la tua canzone, e lui mi disse non ti azzardare a parlarmi perché non ti rispondo. Io ho detto però vieni almeno, e lui venne e cantò al pianoforte solo Emozioni, si accompagnò al canto Emozioni e io cantai Perché dovrei. Beh, devo dire che per me è stata una bella cosa perché lui non andava proprio da nessuna parte, era diventato molto chiuso, molto... e dire che era un uomo estremamente carino e simpatico, nada, devi dire Come mai poi questo cambiamento da persona così loquace e poi forse è nato un senso di timidezza? No, era già timido prima, no, ma forse è una scelta sua, probabilmente è una sua scelta. Quella è stata una delle ultime volte Sì. che vi siete Io ho anche portato delle fotografie proprio per dare così, per così. Ma no, che sicuramente poi vedremo anche le foto. Ecco, guarda, ecco, la vediamo subito. Tu insieme a Battisti. Beh, questo è un documento davvero molto Io poi non importante. tengo mai nulla, ma di cui l'ho visto. Sei particolarmente Sì, legata. molto, anche a brano, molto bello credo. Un brano molto bello, anche perché l'ho ucciso per prima, poi venne fuori Villani che lo fece, insomma nell'album io... Donatella Moretti, Grazie. Perché dovrei? Grazie.